Cossu, molto ci vuoi? Un attimo e arrivo. Con la fama che ho. E buongiorno da vicino. Temperatura intorno a 11 gradi la sera e sole durante il giorno per una giornata abbastanza gradevole ma fredda. 1 grado la minima e 6 la massima. Nel 74 io sono tornata a Sesto definitivamente perché all'istituto dopo che compivi 18 anni non ti potevano più tenere. Comunque negli anni 70 sono tornata e ho conosciuto un sacerdote che si chiamava Gerardo e mi ha invitato a lavorare nel posto dove abitava lui. Hanno detto che Francisca è stanca di Ho aspettare. avuto 11 anni, sono andata all'istituto, quasi 12 anni perché ero in seconda elementare, non perché come molta gente insinua fossi somara, no, e questo lo voglio ribadire, ero intelligentissima, solo che a scuola non mi hanno voluto. Purtroppo, come si usava prima e si usa anche adesso, l'addizione gamba zoppa, testa malata. Che erano tantissimi compagni, compagnetti, alcuni anche morti con la poliomielite, ma sono tutti finiti in istituti. E io ti dirò, forse la mia disperazione mi ha portato a disubbidire, perché da me passavano le suore eh, per, come si dice, per farmi innamorare di loro. All'istituto ci facevano pregare soltanto quando c'erano le votazioni affinché non vincessero i comunisti perché picchiavano le suore. Nel mio cuore pregava Dio che vincessero i comunisti per pestare le suore, visto che loro pestavano a noi. E improvvisamente vedo che mia madre non mi dice più Giovanni, vai a scuola. Anche ho chiesto perché. E mia madre mi dice che io a scuola spaventavo i bambini, perché andavo con le stampelle, e che la maestra Tittina, si chiamava di nome, era spaventata anche lei, ha chiesto a mia madre di non mandarmi più perché spaventavo i bambini. Siamo tutti uguali, ognuno ha il suo ritmo. Tu corri e correrai alla tua velocità. Io non corro, però se devo andare da una parte, a Bellavello, come le lumache, ci vado lo stesso.